Kaniao questa volta il servizio di Adiweb, palla quindi nelle mani del Calcium e ai 9 metri alla Madonna. Si ferma sul nastro la battuta del Cortina Express.
Al servizio, Alessi.
Convito e affondato.
Vicentina al servizio. Set point Cortina Express. Termina la battuta. Cortina Express. Rientriamo in campo in questo terzo set di gioco, situazione e punteggio su 1-1 per questa finale. Primo e secondo posto hanno 18, ricordiamo che entrambe le formazioni parteciperanno agli ottavi di finale regionale che inizieranno domenica 2 aprile. Si può quindi iniziare con Cortina Express al servizio dalle Ricordi.
Trainout dell'attacco della Cortina Express.
Conquista il punto, la su precisione. Grazie.
Si insacca la palla sulla strofa. Sbagliato. Della Cortina Express, punto quindi all'Azimut Giorgione che manda ai 9 metri Nando. Arrive alla seconda linea. Non passa l'attacco dell'Azimut, colponi Cortina. 16-15, e le ragazze in maglia gialla. Un punteggio di 17-15 per la Cortina Express.
sostituzione con il numero 13 esce Elena Trianese e con il numero 15 con un applauso entra Matilde Mosa. Una sostituzione, Massimo Giorgione rientra con il numero 13, Elena Trianese. Ci sono quasi 300 persone collegate a guardare la diretta streaming. Allora, o queste atlete hanno tante nonne tecnologiche, o questa finale è davvero la più seguita del 2023. Si entra nel progetto in campo sul punteggio di 22 a 18 al servizio Cortina Express. Non trova il campo 23 al 19 per Cortina Express al servizio Mason.
Per le mani conquista il punto Ganzer. Ancora set point Gordia Express. Set della finale, primo e secondo posto al 18. Cortina Express avanti 9-1 nel match. Possiamo quindi iniziare a giocare questo quarto set. Palla nelle mani di Alessandra Ganzelli. Attacco vince Superman.
Segnala volta dalla tuta dell'Azimut, no scusate, del Cortina Express, c'è l'Azimut al servizio Vianese.
La palla non passa. Cortina Express. 6-10 il punteggio. Ancora al servizio. Gazzelle conquista il punto.
c'è una sostituzione della Cortina Express con il numero 15 esce Claudia Federico con il numero 4 entra Aurora Soffiato. Sostituzione Attimo con il numero 19 esce Caterina Alessi e con il numero 7 con un applauso entra Camilla Peteruzzo.
vincente, Lazio. Sostituzione, Lazio con il numero 13 esce Ella Cremonese e con il numero 15 entra Martine Mosa. Infrazione a rete Cortina Express, lunga guida Lazio Giorgione. Alla battuta, con il numero 7, Camilla Pettenuzzo. E arriva il match point della Cortina Express, ma prima c'è una sostituzione, rientra con il numero 15, Claudia Calenico, e ai 9 metri c'è Arianna Visentina.
presente anche il responsabile della commissione ufficiale di gara del comitato numero 1, Vincenzo Bruno. Lascerei la parola per un saluto all'assessore Enrico Maria Pavà. Mi metto in mezzo. Buonasera a tutti. Io oggi ho fatto 2 o 3 campi sportivi, però devo dire che la competizione sana che ho visto stasera è il record di quelli che sono gli sport che solo oggi ho visto a Mogliano. Quindi un grandissimo ringraziamento alla FIFA, alla Television Network per l'organizzazione, un grandissimo ringraziamento alla Polisportiva Mogliano per fare in modo di mettere a disposizione questo palazzetto che è un bel palazzetto e pronto ad ospitare tante famiglie. Un grandissimo ringraziamento alle atlete e soprattutto alle famiglie delle atlete. L'ho detto con la finale dell'Under 16 e lo ripeto a tutti voi, fate in modo che queste ragazze continuino sempre a fare sport e è anche un po' merito vostro. Grazie mille. Grazie davvero all'assessore allo sport Enrico Maria Pavà e lascerei quindi la parola al presidente Michele Conti, anche lui per i saluti. Sì, buonasera ragazze, buonasera familiari, staff. Allora, dopo il nostro speaker mi dirà parole sono sicuro, perché fuori protocollo non ho neanche il coraggio di guardarlo in faccia, ma ho avuto una dritta dal nostro consigliere Giacinto Dal Moro, che possiamo definirlo il nostro direttore generale della nostra sede a Treviso, che mi ha fatto una spiegatina simpaticissima, che le 2 liberi sono sorelle. E perciò, siccome penso che non accada molto spesso, non avevamo preparato dei premi particolari, però solo un gesto di simpatia ad Anna, numero 10 del mondo, e a Giulia, numero 9. Rilascio la parola al presidente Michele Conti, one man show di questa premiazione. Allora, sicuramente ci sarà una mamma e un genitore che questa sera dovrà consolare una e festeggiare l'altra, però è un bel vivere così, ecco, devo dire la sincera verità. Allora, come al solito, anche se per tutti voi, la maggior parte di voi, era la prima volta che calcavate in questo parquet, sappiate che questo normalmente è un tempio del basket e non del volley, però è una struttura bellissima, soprattutto per queste fasi finali. Noi ringraziamo la Polisportiva qui presente con il suo presidente Roberto Girardi, storico, e torneremo qua per un full day con le piccoline dell'S3 Red il 2 di aprile. Ma voi vi ricordate quando eravate nel mini volley, qualcuno di voi, non so, qualcuno nel mini volley che poi vedevano voi grandi di 17-18 anni, ecco, devo vederle grandi, ecco che l'allenamento dopo vi doveva fare le grandi. Ecco, questo sarà il momento del 2 aprile, poi nel pomeriggio ci sarà anche il momento delle finali dell'Under 14 maschile. Con voi, con le grandi, termina il nostro percorso di finali che danno accesso potenziale alla finale nazionale, no? Perché tutti gli altri tornei che faremo si stopperanno a livello regionale. E ve lo dico con grande franchezza, brave, finale bellissima. Io in 10 anni la finale Under 18 così non l'avevo mai vista di livello quadro, proprio brave Zorzone, bravissime e brave io. È stato veramente un bel divertimento.
perché ve lo meritate, sinceramente. Come dicevo nella precedente premiazione, la vostra categoria, la categoria under 18, sinceramente non è una di quelle che è stata particolarmente penalizzata con il post-Covid. Noi quest'anno avevamo un paio di informazioni in più rispetto alla scorsa edizione, ma ho visto che negli ultimi 8-10 anni più o meno lo standard era quello di presenze. E io vi ringrazio, io, la Federazione Pallavolo, gli appassionati di pallavolo, per aver tenuto duro, soprattutto nel periodo del lockdown, dei Green Pass e di tutte le menate che abbiamo avuto o avete dovuto stare a seguire. E con questo ultimo augurio voglio terminare la mia parte ringraziando e facendo un evviva al volley, al papà del volley, visto che oggi è la loro festa e immagino che saranno sicuramente i presenti. Viva la pallavolo! Grazie, Presidente delle Conti, e prego quindi di iniziare e riprendere le premiazioni. Il Presidente della Polisportiva Mariano Romeo Girardi con il Presidente di Chiara dei Conti consegnano coppa e maglie celebrative alla squadra seconda classificata. Chiederei un grande applauso per l'Azione Giorgione Pallavolo. Prima di passare alla premiazione della squadra prima classificata, ringraziamo gli ufficiali di gara che hanno collaborato alla manifestazione dirigendo le gare importanti. Quindi il Presidente Michele De Conti con il responsabile della Commissione ufficiale di gara del Comitato Giorno Vincenzo Bruno consegnano un presente a Anita Maggioni, Eleonora Maria Pagagnana e Sonia Compostella. Un riconoscimento agli allenatori delle squadre che sono arrivate fin qui. Il Presidente Michele De Conti premia Federico Corto dell'Antico Giorgio Pallavolo e Stefano Gregoris del Cortina Express di Monte. Prego, Assessore, la Cortina Express di moto volley campione 2023 del campionato Under 18. Il capitano prende la coppa
Grazie.